A fronte di un costo dell'opera che attualmente è previsto inferiore a 3 miliardi, l'esborso della Regione nei confronti del privato sarà pari a oltre 12 miliardi. Il calcolo finale è scritto nero su bianco nell'ultima deliberazione della Corte dei Conti sulla nuova convenzione per la superstrada pedemontana veneta. La magistratura promuove comunque le scelte compiute dalla giunta di Luca Zaia a partire dal 2017. Tale risultato, puntualizzano, è valutato positivamente rispetto alle più sfavorevoli condizioni che la finanza pubblica avrebbe dovuto sopportare se fosse stata mantenuta la convenzione precedente. Preoccupazione viene invece espressa dal Codacons, che punta il dito sulle previsioni di traffico. Se ci saranno sufficienti pedaggi per pagare il debito della Regione, la Regione non perde, ma se i pedaggi sono meno delle previsioni sarà un bagno di sangue. Se si avvereranno le stime della Regione, calcolano dall'Associazione di Consumatori, fra 39 anni ci saranno 12 miliardi di introiti dai pedaggi che copriranno interamente i soldi spesi. Ma studi differenti, come quello della Cassa Depositi e Prestiti e della BEI, prevedono circa la metà dei veicoli sulla nuova superstrada. Se avessero ragione loro, il costo di quest'opera peserebbe sulle casse del Veneto per circa 70 milioni all'anno. Ogni neonato veneto, a partire dal 2020, si troverà nella culla un assegno di 2.500 euro da dare alla pedemontana. Cioè ogni veneto nascerà con un debito per pedemontane 2.500 euro.